cambiato il Veneto da quando Cortina d'Ampezzo ospitò le prime Olimpiadi del 1956? Noi abbiamo scelto di raccontarlo attraverso una cucina a legna, quella di Rachele Padovan, una donna ampezzana che seppe trasformare le proprie radici in un talento, diventando cuoca, amica e confidente di artisti, scrittori, attori e grandi intellettuali del Novecento. Io sono Silvia Fiore Scarabello e questo podcast è Parole nel Veneto, Rachele Padovan e la cortina dei letterati buongustai. Quando dici Treviso, oggi non puoi che pensare a lui, il Prosecco. Un nome che ha fatto il giro del mondo, un suono leggero, frizzante, immediato. Ma prima ancora di essere un vino, il Prosecco è un paesaggio. Un disegno di colline, di filari e di ciglioni che si arrampicano come onde ferme. Un equilibrio fragile tra lavoro umano e natura. La chiamano vendemmia eroica, quella tra le colline del Conegliano Valdobbiadene DOCG. E non è un'esagerazione. Si fa ancora tutta a mano, su pendii così ripidi da rendere impossibile l'uso di macchinari. L'uva si raccoglie un grappolo alla volta, con un gesto antico che si ripete stagione dopo stagione da secoli. C'è stato un uomo che queste colline le ha ascoltate prima che diventassero un simbolo globale. Si chiama Andrea Zanzotto ed è uno dei più importanti poeti italiani del Novecento. Per lui le colline attorno a Pieve di Soligo, dove è nato nel 1921, non erano cartoline né etichette. Erano semplicemente casa. Zanzotto è stato uno degli amici più cari di Rachele. A Salieto non era un ospite di passaggio. È stata un'amicizia vera. Arrivava e restava, a volte per settimane. Scriveva, camminava, poi tornava in cucina. Si sedeva, ascoltava. Lui, noto per il carattere riservato, lì si lasciava andare. Con Rachele parlava volentieri, senza formalità. Lo ricorda bene Mina Buscicchio Balsamo, sua nipote. Zanzotto, grande amico della Rachele, posso proprio dire amico perché si volevano molto bene. Lui veniva anche lui qui in questa casa, se ne stava un mesetto in agosto quando poteva e scriveva qui. E la cosa più carina per una ragazzina che ero io, una ragazza, era che lui sul comodino aveva Topolino che leggeva la sera prima di addormentarsi. E quindi io veramente ero ammiratissima. E poi qui con la Rachele parlavano, discutevano, poi arrivavano altri personaggi, hanno fatto pure dei balli, dei valzer che sono stati fotografati. E lui qui si liberava, diventava più socievole, più estroverso, sì. Zanzotto arrivava qui e diceva: Rachele, guarda che io sono ammalato, devo mangiare tutto in bianco, quindi devi avere pazienza e devi farmi in bianco. Va bene, dice Andrea, non ti preoccupare, ti farò in bianco tutto quello che vuoi. E è cominciato così questo suo soggiorno in bianco, primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, quarto giorno. Rachele fa: si mangia quello che c'è. Qui c'è pasta e fagioli e tu la mangi. Ma Rachele, ma non scherzerai mica, tu la mangi e vedrai che starai benissimo. E così per tutto il mese ha mangiato di tutto ed è stato benissimo. Lui era un po' un ammalato immaginario e invece lei è riuscita a curarlo perfettamente. L'infanzia di Zanzotto non è semplice. La madre Carmela Bernardi e il padre Giovanni Zanzotto, pittore antifascista, più volte mandato al confino, vivono anni di ristrettezze economiche. Il padre, a causa delle sue posizioni politiche, subisce anche il divieto di impiego. La prima vera scuola del piccolo Andrea è la lingua, non quella dei manuali, ma quella orale. Filastrocche, cadenze e suoni che si imprimono nella memoria con la stessa persistenza di certi odori. Si diploma da privatista al liceo classico, poi si iscrive a lettere all'Università di Padova, dove si laurea nel 1942, in piena guerra. Un passaggio che non è solo accademico. Quegli anni lo attraversano direttamente. Zanzotto parteciperà alla Resistenza
e quell'esperienza segnerà in modo profondo la sua formazione umana, oltre che intellettuale. Ma alcuni tratti del suo carattere erano già evidenti. Un senso di marginalità, una malinconia persistente, una percezione molto lucida della fragilità delle cose. Non è un'interpretazione critica, è qualcosa che ritorna nei ricordi di chi lo ha conosciuto da vicino. Questi aspetti, infatti, non li ho incontrati per la prima volta nei libri o nelle biografie ufficiali. Li ho sentiti raccontare a Pieve di Soligo, in modo del tutto inatteso, attraverso una memoria familiare che restituisce un'immagine più intima e meno letteraria del poeta. Era il 2019, qualche giorno prima di Natale. Ero capitata a Pieve di Soligo per uno di quegli incroci fortuiti che capitano spesso nel mio lavoro. Dovevo acquistare un profumo per un regalo e rimasi colpita da una grande profumeria con un nome particolare, Amneris. Per chi non ama la lirica come me, può sembrare un nome semplicemente esotico. Ma Amneris è una delle protagoniste dell'Aida, la figlia del faraone, rivale in amore della protagonista. Un nome teatrale, solenne. Entrai. Dietro il banco c'era una signora ultra ottantenne con una pelle chiarissima, quasi di porcellana. Quando le feci un complimento mi rispose sorridendo: «Merito dei miei prodotti». Non volle subito dirmi la sua età esatta, ma lasciò intendere di essere stata quasi adolescente in tempo di guerra. Una riservatezza che nascondeva, in realtà, il desiderio di raccontare. Fu così che tra una fragranza e l'altra mi disse che di cognome faceva Bernardi. Di Andrea Zanzotto era la cugina. Io ho conservato tutti gli articoli dal suo esordio. Parlava di lui con orgoglio, ma anche con una lucidità disarmante. Mi disse: «Mio cugino ha scritto cose bellissime, è sempre stato profondissimo, ma la tristezza non l'ha mai lasciato, nemmeno quando sono arrivati i riconoscimenti, i premi, le soddisfazioni. Credo sia stata colpa della sua infanzia e della sua giovinezza così difficili. Eppure noi gli dobbiamo molto. Ha raccontato la meraviglia dei nostri paesaggi». Dopo la liberazione, Zanzotto trascorre un periodo in Svizzera. Torna in Italia nel 1947 per insegnare. Da lì in avanti la sua scrittura non smette più di evolversi. Arrivano raccolte che diventano punti di riferimento della poesia italiana del Novecento. Elegia e altri versi, Vocativo, La beltà. E poi quella trilogia, Il Galateo in bosco, Fosfeni e Idioma, in cui il rapporto tra natura, storia e linguaggio si fa ancora più profondo, quasi vertiginoso. Il bosco non è solo luogo fisico, è spazio mentale. La lingua non è strumento, ma materia viva. Questo intreccio sottile tra paesaggio e parola non lo abbandonerà mai. Continuerà a scriverne, a interrogarlo, a metterlo in discussione fino alla fine. Muore il 18 ottobre 2011, pochi giorni dopo aver compiuto 90 anni. La critica e il pubblico lo riconoscono come una delle voci più potenti e originali del nostro Novecento. Perché la sua lingua non si limita a descrivere il paesaggio. Lo analizza, lo mette in discussione, ne rivela le trasformazioni e le fragilità. Ed è proprio su questo legame tra immagine e territorio, tra parola e sguardo, che abbiamo chiesto una riflessione a un regista padovano che al paesaggio ha dedicato parte del suo lavoro, Marco Segato. La mia conoscenza con l'opera di Zanzotto è stata un po' anomala perché ho iniziato a conoscerlo più nell'immagine attraverso un bellissimo documentario che attraverso le sue poesie. Quelle sono arrivate dopo. La prima volta che ho visto Zanzotto, appunto, e che l'ho ascoltato è stato in un documentario di Carlo Mazzacurati e Marco Paolini che si chiama I ritratti, un bellissimo trittico che il regista, appunto, e l'attore hanno dedicato a 3 maestri della letteratura veneta, Zanzotto, Meneghello e Rigoni Stern. Tutti e 3 maestri nel raccontare non solo il Veneto, la memoria, la storia, la lingua, ma proprio la capacità di tracciarne i confini emotivi e umani in qualche maniera. Quel documentario bellissimo, che consiglio a tutti di vedere, racconta Zanzotto nella sua intimità e mette in relazione Marco Paolini, che gli fa delle domande, che lo intervista, è una parola grossa perché non è un'intervista, è una sorta di dialogo, che viene filmato con una maestria e una leggerezza assolutamente unici, appunto, da Carlo Mazzacurati. Sarà per la sensibilità che Carlo aveva nel racconto del paesaggio
o per la vicinanza che Marco Paolini ha con la scrittura, con la poesia, con il teatro, che per me quello rimane uno dei momenti più intimi, insomma, a volte anche più vicino rispetto alla lettura successiva delle sue poesie. Anni dopo mi è capitato di dover girare un documentario che si intitola Ci resta il nome, in cui c'era anche Marco Paolini, anzi era prodotto dalla Iolefin di Marco Paolini, e tra i personaggi avevamo immaginato di andare a intervistare Zanzotto. Fortunatamente aveva tempo e voglia, per cui accompagnati da Marco Paolini siamo andati a casa sua, a Pieve di Soligo, e ricordo un pomeriggio per me molto difficile nel porgli delle domande a cui lui non aveva nessuna voglia di rispondere, ma da queste domande usciva un mondo completamente, come dire, affascinante e originale. E alla fine di quell'ora di intervista, prima di congedarci, ci ha offerto un'anguria che abbiamo mangiato lì sul tavolo della cucina, che per me rimane un'immagine, insomma, ecco, a cui sono molto legato. Zanzotto era un appassionato di cinema, c'è anche un testo che ne parla che si chiama Il cinema brucia e illumina, un titolo meraviglioso se pensiamo alla pellicola e non più al digitale che ormai l'ha soppiantata. E spesso, insomma, ha avuto modo di raccontare anche la sua amicizia con Fellini, nata per il Casanova, dove era stato chiamato a fare da consulente per il dialetto. Quell'occasione di incontro era diventata negli anni un'amicizia e Zanzotto racconta, insomma, delle telefonate fatte con Fellini anche a notte fonda, a parlare di progetti che poi magari non si realizzavano. Uno di questi è appunto Il viaggio di Mastorna, che rimane forse uno dei film più misteriosi, incompiuti e più desiderati della storia del nostro cinema. Un film che è diventato di volta in volta un soggetto, un progetto, un fumetto, quello disegnato da Manara, e che in alcune incarnazioni, per me, insomma, quell'omino lì con la sciarpa e il cappello mi ricorda tanto Zanzotto quanto Fellini. Nel 2019 le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono state riconosciute Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Non è stato premiato un vino, è stato riconosciuto un paesaggio culturale. Un sistema di colline modellate nei secoli, di piccoli appezzamenti, di lavoro manuale che ancora oggi definisce la qualità del prodotto. Forse la poesia aveva già intuito ciò che il riconoscimento ufficiale ha sancito, che queste colline non sono solo economia, sono identità. Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, che si ottiene in questo prezioso fazzoletto di Veneto, è diventato un brand globale. Il Prosecco, nella sua versione contemporanea, è freschezza, acidità viva, profumi floreali e fruttati. Ma queste colline non si raccontano solo nel vino, si raccontano anche attorno al fuoco. Proprio a Pieve di Soligo, terra natale di Zanzotto, dal 1956 si rinnova un rito collettivo che appartiene all'Alta Marca da secoli: lo speo, ovvero lo spiedo. Una grande macchina in ferro capace di arrostire lentamente centinaia di pezzi di carne insieme, che gira per ore davanti alla brace. Pollame e maiale, carne infilzata e irrorata con pazienza, controllata con attenzione continua. Lo stesso spiedo che si mangia ancora, specie nei fine settimana, nei ristoranti e negli agriturismi di questo territorio. La cottura è lentissima. Uno spiedo perfetto richiede almeno 12 ore. L'attesa è condivisa con gli altri commensali. Come la vendemmia eroica di cui parlavamo prima, anche lo spiedo è lavoro manuale, è un tempo che si vede scorrere. Quando è pronto per tutti. Ma se lo spiedo racconta l'anima contadina dell'Alta Marca, Treviso città ha un altro simbolo, molto più recente, che da qui ha fatto il giro del mondo: il tiramisù. La sua nascita viene fatta risalire agli anni 60, in una stagione in cui la ristorazione trevigiana cominciava a rinnovarsi. Mascarpone, uova, zucchero, savoiardi inzuppati nel caffè, una spolverata di cacao. Ingredienti semplici, nessuna costruzione barocca. Il nome dice già tutto: tiramisù. Un dolce che consola, che restituisce energia e che sostiene. Giuseppe Maffioli, che abbiamo già incontrato in questo viaggio nel suo libro La cucina trevigiana, pubblicata nel 1983, descrive il carattere gastronomico del territorio come concreto, misurato, borghese, capace di eleganza senza ostentazione.
È una definizione che si adatta perfettamente anche al tiramisù: equilibrio, sobrietà e sostanza. Già nel 1981, sulle pagine della sua rivista Vin Veneto, rivista trimestrale di vino, grappa, gastronomia del Veneto, Maffioli è tra i primi a storicizzarne la preparazione, collocandone l'origine al ristorante Alle Beccherie di Treviso, dove il dolce viene codificato e prende forma pubblica. Scrive Maffioli: è nato recentemente, poco più di 2 lustri or sono, un dessert nella città di Treviso, il tiramisù, che fu proposto per la prima volta nel ristorante Alle Beccherie da un certo cuoco pasticcere di nome Loli Linguanotto, che guarda caso giungeva da recenti esperienze di lavoro in Germania. Il dolce e il suo nome tiramisù, come cibo nutrientissimo e ristoratore, divennero immediatamente popolarissimi e ripresi con assoluta fedeltà o con qualche variante, non solo nei ristoranti di Treviso e provincia, ma anche in tutto il Grande Veneto ed oltre, in tutta Italia. Di per sé stesso è in fondo una zuppa inglese al caffè, ma non era ancora tiramisù, e bisogna ammettere che il nome ha una sua prestigiosa importanza. Le prime tracce documentate risalgono proprio a quegli anni, quando Maffioli inserisce nel suo libro la ricetta originale accompagnandola da note storiche che ne fissano l'identità. Alla diffusione del tiramisù contribuì anche il ristorante Tulà del trevigiano Alfredo Beltrame, grazie alla sua rete di locali in Italia e all'estero, che ne amplificò la notorietà. Il 15 ottobre 2010 3 membri della delegazione di Treviso dell'Accademia Italiana della Cucina, Istituto Culturale della Repubblica, depositarono un atto notarile contenente una ricerca sulle modalità di preparazione del tiramisù, con l'obiettivo di tutelare e salvaguardare la tradizione gastronomica del territorio. Nel fascicolo vengono richiamate le ricostruzioni storico-gastronomiche diffuse da Maffioli. Viene ribadita l'autenticità trevigiana della ricetta presso le beccherie grazie al lavoro del cuoco pasticcere Loli Roberto Linguanotto e vengono descritte le modalità della preparazione tradizionale insieme alle sue principali varianti. Anche qui, come per il prosecco, il passaggio da ricetta locale a fenomeno globale è stato rapidissimo. Il tiramisù è uno dei dolci italiani più famosi al mondo. Ma l'origine resta legata a questo territorio, alla sua misura e alla sua discrezione. E allora sì, prima di essere un grande traino per l'export e per il turismo lento, queste colline sono soprattutto una geografia emotiva. E Zanzotto lo aveva capito prima di tutti. Sono memoria viva, lingua, identità. Scrive: del mio ritorno scintillano i vetri ed i pomi di casa mia. Le colline sono per prime al traguardo madido dei cieli. Qui la collina non è panorama, è presenza. È qualcosa che ci precede, che ci accompagna e che quasi ci guarda. Il punto per Zanzotto non è mai soltanto ciò che si vede, è il modo in cui ciò che si vede entra nella lingua. Parlando del suo rapporto con le parole raccontava: io provavo qualche cosa di infinitamente dolce ascoltando cantilene, filastrocche, strofette, in relazione ad un'armonia legata proprio al funzionamento stesso del linguaggio, al suo canto interno. Il paesaggio per lui non stava fuori dalla lingua, entrava dentro. E la lingua, a sua volta, diventava il luogo in cui quel paesaggio veniva custodito. Zanzotto non chiedeva di fermare il tempo, non era un nostalgico ingenuo, non chiedeva di congelare il paesaggio, chiedeva attenzione. Attenzione alla lingua, attenzione ai nomi delle cose, attenzione alle colline che cambiano. Un'attenzione che richiede un'assunzione di responsabilità. E forse parlare di Treviso, oggi, significa proprio questo. Riconoscere che tra un brindisi e una collina c'è una storia lunga che merita di essere ascoltata. Se questo racconto vi è piaciuto, non perdetevi il prossimo episodio. Avete ascoltato Parole nel Veneto,
Rachele Padovan e la cortina dei letterati buongustai. Un podcast realizzato da Madagascar Communication con il contributo di Regione del Veneto. Scritto da Anna Ferrarese e Silvia Fiore Scarabello. La sigla, le musiche, il sound design e la post-produzione audio sono di Andrea Ascani per Globe Studio. La creative producer è Giada Kervatin. Il fonico di presa diretta è Michele Bacelle. Le fonti e i contributi audio sono indicati nella sinossi. Un ringraziamento speciale a Mina Buscicchio Balsamo, Marco Segato e al Comune di Cortina d'Ampezzo.